Questa canzone finisce con un matrimonio. Lazzarella si va a sposare nella chiesa del Gesù. Allora, signore, vorrei approfittare per dire che io faccio pure matrimonio, compleanno, battesimo, cerimonia. C'è il bigliettino da visita, non pensate che faccio solo spettacoli di piazza, faccio anche cerimonie. Insomma, se dopo vi interessa, passate a prendere il bigliettino. Per allora, quando faccio queste cerimonie, dedico una canzone agli sposi. Però è una canzone, è una macchietta, è una canzone particolare che parla dei vizi dell'uomo e a volte delle furberie delle donne, tutto racchiuso in questa canzone. E adesso ve la voglio fare sentire. Però mi dovreste dare un piccolo aiutino. Quando mi fermo con la chitarra, dovreste dire: e allora? Vediamo. Ci siete? Allora, io non lo so come si sentiva da là, però da qua sembrava un po' il lamento del venerdì santo. Cioè, sono tre sillabe, no, anzi due parole. E allora, metteteci tutto, perché ci sta, diciamo, il vostro divertimento di questa serata. Diciamo, in queste due vocali si può realizzare un momento importante. Mettiamocela tutta, dai. Nel dramma di Posillipo, al tempo dell'estate, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. Oh, dramma era pienissima, a mia sarindia fora, quando alla via Partenope saglietta una signora. E allora io dissi subito: signora, segga qua. Rispose lei: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, che per me c'è posto ancora. Ma quasi un braccio drangata s'accumude a signora. E allora io dietro l'angolo mi strinsi ancora un po'. Lei rise e poi guardandomi le gambe accavalciò. I sospirai venennela, tanta una gamba fuori, come sospirai Cesare per coscia da signora. E allora dissi io: e di Napoli? Non mi son di Milano, ma fai bagni qua certissimo. Non mi parto domani, vorrei vedere il Frisio, non visto mai finora, ma se vuoi io posso. Oh, grazie, e sa mucca signora. Ma allora quando un anno mi cadendo il tram, la gente ci guardavano, dissi: signor scendi, e mi pigliai un taxi a 20 lire all'ora, ma frisi non c'è niente, ma i sulla ca signora. E allora senza scrupoli ma comincia a lanzare, ma lei con fare ingenuo mi disse: oh, ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo e di buon'ora, che io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna. E allora feci subito necessità virtù, ma a Frisio ci mangiamo 200 lire più. Tornando immaginato, stevo un luogo fuori, finché all'hotel Vesuvio scenette qua signora. Qui viene il graziosissimo, Cayenne mi trasì, a tutti presentavami: presento mio marito. Ma avevi pigliata proprio per un cafone fuori e ghettami da camera e sassa da signora. E allora mentre proprio a steva per abbracciare vicino alla porta, sentette tuzzulià: chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora. Il cameriere in smoking con conta da signora. E allora ci guardai, curioso tutti e tre. Lei prese il conto: pagalo, 2083. Una pensata di spirito dissi: ma non è ora. E il cameriere pratico: pardon signora.
Allora lei fa, sei stupido, qua stupida madame, 100 lirette di taxi, 200 per mangiare, 2000 e tante camere, e questa che buon'ora, che ci va banca in Napoli, carissima signora, la signora Rita. E allora senza aggiungere, manca una iena, piglio cappello e subito, me ne scendetta là, trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione Flora, e gli a trovare Amelia, che mi aspettava ancora. E allora ebbi la prova di una grande verità, che la vecchia manova non sa da mai cagnare.